Benvenuti al Giro del Mondo in 80 giorni, seconda serie. A cura di Radio Nostra. Tutti i mercoledì sera, in diretta streaming. Buon ascolto. Buon ascolto, eccoci qua, 12ª puntata. Con noi per questo il Giro del Mondo in 80 giorni. Con me nella mongolfiera di Radio Nostra troviamo Rossella. Buonasera Gianluigi, buonasera a tutti gli ascoltatori, grazie per essere di nuovo con noi e anche questa sera svolazziamo un po' qua in giro nelle nostre zone per alcune cose fra le interessanti e le molto interessanti. Va bene, interessantissime. Esatto, vediamo un po' la mongolfiera dove ci porta e dove ci butta, perché con questo carico che ci troviamo chissà dove andremo a finire questa sera. Va bene, partiamo con il primo brano, cantato da Mereu, che è stato nostro ospite un po' di puntate fa, con Luna. Partire dal silenzio, dalle fisse attenzioni. Qui tutto si muove e nulla ci sente. I tuoi occhi fatti per guardarmi, illuminarmi. Aspetto l'inizio di un altro tramonto. È chiaro e forte il suo respiro, muove le maree. Lei veste il cielo con il mare, vuole il bacio e poi la notte. I desideri come gocce sulle stelle nei sentieri. Oh luna, i nostri sogni senza limiti si fanno bere in calici assorsi. Quanti sentimenti vividi. E poi sto bene, poi sto bene, poi sto bene, poi sto bene. Lo sai che a quest'ora lei è l'unica che mi dà ascolto ancora. Lo sai che a quest'ora tra suoni, pensieri e parole voglio la luna. Se mi giri le carte tra planisferi e nuove strade, prendo il volo e in un battito d'ali, sogni reali, dimenticarsi della fine. Lo sai che a quest'ora lei è l'unica che mi dà ascolto ancora. Lo sai che a quest'ora tra suoni, pensieri e parole voglio la luna. Eccoci qua nuovamente tornati in studio con la nostra mongolfiera e oggi ci caliamo ancora a Padova. La scorsa settimana siamo stati un bel po', ma anche questa settimana, Rossella, cosa dici? Padova ormai è una città che ci attira, che attira le mongolfiere. Insomma, è una città che sta crescendo da molti punti di vista e anche per
le iniziative, devo dire, sta diventando anche una città ancora più bella. Se qualcuno ha avuto modo di vedere i video di Natale, erano veramente spettacolari. E Per me, atterriamo con la nostra mongolfiera proprio in Prato della Valle. E chi ci troviamo in Prato della Valle? Troviamo la consigliera comunale Colonnello Margherita. Buonasera Colonnello Margherita. Buonasera a tutte e a tutti. Bene, può salire con noi sulla mongolfiera? Volentieri. Bene. così guardiamo il prato dall'alto. Esatto, e abbiamo trovato che ci sono un paio di buchi dall'alto sul Prato della Valle. Giusto no? un paio, giusto un paio. Che vogliamo riempirli. Come vogliamo riempirli, Margherita? Allora, intanto ripeto il saluto e vi ringrazio molto dell'invito che ci permette di spiegare questa iniziativa che nel suo essere un'iniziativa simbolica credo ha fatto discutere. Di cosa stiamo parlando? Io sono consigliera comunale a Padova di maggioranza del Partito Democratico e insieme al collega Simone Piglitteri, che è sempre di maggioranza ma in lista Giordani, abbiamo pensato di depositare una mozione per avanzare una proposta di carattere simbolico per la nostra città. La proposta è quella di dedicare una statua da collocare in spazio pubblico a Elena Cornaro Piscopia, la prima donna laureata al mondo. Perché? Perché proprio quest'anno la nostra prestigiosa università compie 800 anni e come comune riteniamo di dover omaggiare questo importante risultato. Dove quindi collocare questa statua? Nella nostra proposta, che per ora è soltanto appunto una proposta, cioè solo sulla carta, non nell'effettività. In Prato della Valle, luogo centrale, luogo amato dai padovani e luogo soprattutto dove figurano ben 88 statue di uomini e di nessuna donna, nonostante a Padova ci siano state moltissime donne influenti e importanti che però non vengono collocate. La provocazione, che ci rendiamo conto essere tale, è quella di collocare la statua di Elena Cornaro da far fare a qualche artista contemporaneo, insomma nelle modalità ritenute opportune dalla sovrintendenza, su uno dei due piedistalli vuoti che si collocano sul ponte che collega Prato della Valle a, diciamo, la via Roma, in quella direzione lì. E sono due piedistalli vuoti perché un tempo ospitavano le statue di due dogi veneziani che furono, a proposito di cancel culture, vennero distrutti dalle truppe di Napoleone quando Padova fu, come tutto il Veneto, conquistata appunto da Napoleone, con chi ne gioiva, tipo il nostro Foscolo, che invece piangeva questa sorte. Sono due gli stalli vuoti e noi riteniamo che sia giunto il tempo di poterli riempire e di collocarvi statue di donne. Ma quindi, infatti, allora, questa notizia è comparsa anche su molti media nazionali. Allora, quello che non è molto chiaro è per quale motivo abbia suscitato polemiche questa proposta. Mi sembra una proposta veramente minima, no? Tra l'altro i posti sono vuoti. Se c'è un problema di cancel culture è a carico di Napoleone. Esattamente. Quindi l'ha inventata lui. E diciamo che aveva una mano pesantina quando conquistava i territori. Quindi perché c'è stata una sollevazione, polemiche? Allora, guardi, io intravedo tre possibili, come dire, motivazioni che vado brevemente ad elencare. La prima motivazione è un po' polemica, utilizzo un tono un po' polemico, insomma, per esprimerla, è che io ritengo che ancora moltissime persone, donne, ma anche uomini, ma anche donne, non ritengono il problema della sottorappresentazione simbolica femminile come un problema. Questo è un problema culturale del nostro paese, è molto radicato e quando si parla di questi atti che sono sicuramente simbolici, quindi ovviamente non risolvono tutti i temi della parità di genere, però hanno comunque un'incisività nell'immaginario collettivo, vengono derubricati a atti inutili, non simbolici, inutili. Questo credo proprio per una
generale diffidenza verso l'argomento che c'è ancora nel nostro paese. Poi c'è una motivazione più seria che è stata avanzata anche da personaggi rilevanti e assolutamente autorevoli del nostro panorama culturale cittadino, che invece sposta la polemica su il bene culturale, il bene monumentale. Noi in Italia abbiamo una tradizione che, soprattutto dopo il fascismo, è una tradizione di assoluta conservazione e tutela del passato, perché esso giustamente viene inteso come memoria di quello che potrà costruire, di come si potrà costruire il futuro. In un certo senso gli italiani, che hanno una storia nazionale molto debole, perché è una storia nazionale recente, proprio nei loro monumenti, nella storia che in essi è contenuto, trovano anche motivi della loro unità, della loro coesione culturale e di cittadinanza e democratica. Di questo risponde anche tutto un impianto urbanistico e di conservazione del bene monumentale che vede ogni tentativo di modificare il passato come pericoloso, perché si rischia di svilirlo, si rischia di abbruttirlo, si rischia di pervertirlo. Quindi c'è sicuramente una parte di ragione, insomma, in questa polemica, in questa opposizione alla nostra proposta. E a proposito di ciò, e questo vado a chiudere, insomma, le mie considerazioni sulle polemiche che si sono suscitate dalla nostra proposta. Io penso che questo dibattito comunque ci faccia bene. Noi forse siamo stati un po' estremi dal mio punto di vista, no, però posso capire che insomma per qualcuno la proposta sia sembrata un po' estrema, soprattutto per quanto riguarda la gestione dei beni culturali, però penso che i beni culturali debbano riflettere giustamente la maggioranza e la democrazia, la comunità per come si vuole rappresentare in un certo momento storico. Quindi comunque andrà, sarà un successo perché sarà quello che sarà, che sia una donna in quello stallo, che sia Elena Cornaro messa un po' sempre in Prato della Valle ma un po' più distante, che siano 78 statue di donne in tutta la città. Ecco, questo sarà il frutto di come la comunità padovana si autorappresenta nel 2022. Certo, e tra l'altro io sono abbastanza sicura che molti artisti saprebbero risolvere il problema, perché adesso non è che conservare vuol dire lasciare nell'immobilità, no? Quindi, e ci sono città a livello internazionale che riescono benissimo a compenetrare parti antiche, molto antiche a volte, o comunque e con cose modernissime, e se fatte bene da artisti competenti, e ne abbiamo credo parecchi, la cosa può funzionare. Il discorso della sottorappresentazione vale, per esempio, ne parlavamo anche qui nel nostro piccolo comune, per le vie intitolate alle donne. Certo. Quante sono in percentuale? Allora, non so darle questo dato, sono veramente pochissime. Se pensiamo che addirittura una via intitolata al cognome Curie, che dovrebbe automaticamente farci pensare a Marie Curie, in realtà si chiama P. Curie perché è intitolata al fratello. Quindi veramente ci portiamo dietro un fardello del passato che è chiaramente di carattere patriarcale ed è un passato rispetto al quale è inutile avanzare critiche sterili appunto di cancel culture sul fatto che con i se, con i ma si sarebbe fatta la storia. La storia è andata così, però secondo me bisogna guardare al futuro e da questo punto di vista mi piace ricordare una bellissima iniziativa promossa dalla Commissione Pari Opportunità del nostro comune che proprio nei prossimi mesi dedicherà la quasi totalità delle rotonde cittadine a nomi femminili per iniziare a bilanciare la toponomastica senza andare a cambiare i nomi delle vie, cosa che è sicuramente da fare ma è un po' più macchinosa perché si tratta anche poi di cambiare tutti i codici postali delle abitazioni delle persone. Quindi... Beh, vi do un dato a livello nazionale, siamo dal 3 al 5% le strade intitolate alle donne, ecco. Di cui queste qua sono prevalentemente sono sante, quindi... Certo, è un argomento che è emerso questo ed è un argomento interessante, il fatto che in realtà sia pieno di monumenti e luoghi dedicati a donne, ma appunto della tradizione cattolica, soprattutto appunto sante,
c'è stato anche chi ha detto che in Prato della Valle c'è già un grande monumento dedicato a una donna che sarebbe Santa Giustina. Questo è un argomento interessante dal mio punto di vista, che ci parla anche forse di una percezione desessualizzata delle sante stesse, perché a poche persone forse viene in mente di attribuire un sesso al santo piuttosto che alla santa. Semplicemente siamo nell'alveo della santità, ma perché? E perché no? Questa potrebbe essere anche una interessante sfida culturale per la Chiesa Cattolica di valorizzare anche la femminilità nell'ambito della sua storia. E, certo è che sono rappresentate le sante, comunque le si intenda, ma le laiche molto poco. Quando invece appunto, come diceva prima, ci sono state, e specialmente appunto la città di Padova è una città con un'università antichissima, una delle prime in Europa, credo la seconda in Italia, che ha avuto appunto dei personaggi molto interessanti, molto importanti. Certo. Che dire, vabbè, no, bella questa cosa delle rotonde, perché poi magari sarebbe bello vedere sparire alcuni nomi legati a conquiste coloniali che non ci fanno tanto onore, e quindi, però in generale effettivamente cancellare nomi di vie forse non è una strada neanche molto pratica. Non è pratico, però... Però aggiungerne sì, cioè senza togliere niente a nessuno, e quindi bello. Certo questo non risolve, come diceva giustamente, ma credo che nessuno abbia l'ingenuità di pensare, no? Che avere qualche via in più intitolata a donna, qualche statua intitolata a donne laiche risolve il problema. No, però certamente... Però io penso che da questo punto di vista ci sia una questione non banale, non da sottovalutare, di come si crea l'immaginario, proprio a livello anche neurologico cerebrale. Questo è un po' simile alla questione di utilizzare i sostantivi in chiave femminile, iniziare a dire dottoressa oltre che dottore, avvocatessa oltre che avvocato. Certo che iniziare a chiamare le donne avvocato, avvocatessa non cambia la condizione femminile di ancora disparità che c'è nel nostro paese, e se penso soltanto al fatto che con la recente legge di bilancio non è stato votato il congedo di paternità, ad esempio, mi viene in mente che quella potrebbe essere una battaglia che cambia nella sostanza le cose. Però le cose si cambiano anche con l'immaginario, dal mio punto di vista e dal punto di vista di tante altre persone che più qualificate di me, che studiano appunto i processi neurologici e i processi culturali. E credo che possiamo iniziare a pretendere senza vergognarci che le politiche vengano chiamate appunto politiche e politica, e le sindache sindaca, e le assessore assessora, e via di questo, e via dicendo. Certo, sono tanti piccoli tasselli, no, che contribuirebbero a creare appunto un immaginario diverso e sicuramente più inclusivo, ecco, perché qui siamo ancora lontanissimi. Basta pensare al dibattito veramente abbastanza patetico, anche allarmante, ma insomma questa è un'altra cosa sull'elezione del prossimo presidente della Repubblica. Anche lì, vabbè, sembra che non ci siano donne in grado di ricoprire quella carica. Va bene, allora formalmente adesso cosa succede? Formalmente la nostra proposta è depositata, probabilmente verrà discussa, messa all'ordine del giorno al prossimo Consiglio Comunale di Padova, che credo sia previsto a fine gennaio, anche se a causa della pandemia in atto non è per forza detto che ce la facciamo in quei tempi, ma insomma parrebbe che la data sia abbastanza certa. In sede di consiglio la proposta verrà discussa e probabilmente emendata. Il testo che abbiamo scritto è già abbastanza aperto, nel senso che afferma che la soluzione favorita è la statua di Elena Cornaro sopra uno dei piedistalli vuoti, ma apre l'opportunità alla sovrintendenza di decidere un altro luogo nei pressi o addirittura nel centro cittadino, se proprio in Prato non ce la possiamo fare, per tutti i motivi di cui dicevo sopra.
Comunque so che ci sono molti colleghi che vogliono esprimersi in tal senso, noi siamo aperti al dialogo perché appunto riteniamo che qualsiasi cosa uscirà sarà come Padova si autorappresenta nel 2022 e in ogni caso pensiamo di aver posto un tassello. Dopo il voto in Consiglio Comunale la palla andrà agli uffici tecnici, alla sovrintendenza, gli uffici formuleranno una prima proposta, la sovrintendenza la valuterà, la rimanderà indietro, ci sarà un rimpallo, insomma non siamo sicuramente in tempi brevi ma neanche biblici, vedremo come si evolve. In bocca al lupo alla nostra Margherita. paladina. Diciamo in bocca al lupo a Elena più che altro, che secondo me meriterebbe uno spazio pubblico importante al netto della già installazione molto importante che c'è al Palazzo Bo, dove è sacrosanto che ci sia una statua, perché lei ha dato proprio tanto la sua vita per poter studiare, per poter stare al Bo, ed è giusto che sia conservata lì la sua effigie. Però ecco, quella è la sua effigie funeraria e forse possiamo pensare di collocare nello spazio pubblico una sua immagine che invece la ritrae come spunto per le prossime generazioni, soprattutto per tutte le donne, per tutte le bambine che cercano modelli. Certo, molto bello questo, sì, uno spazio pubblico tra i tanti importanti personaggi maschili che ci sono stati nella storia. E credo che sia anche un modo molto bello per celebrare questo compleanno dell'università. Va bene, seguiremo l'andamento del Consiglio Comunale di Padova, staremo allerta, alzeremo le nostre antenne e casomai ci sentiremo un po' più avanti per seguire la vicenda. Per vedere come è andata. Esatto. Come sta andando. Va Molto bene, volentieri. grazie al colonnello Margherita, consigliera comunale comunale di Padova. Sì, grazie. È perché non è facile, a volte ci troviamo anche assessori che vogliono chiamarsi assessori, sindache che vogliono essere sindaco e quindi non è facile. Comunque va bene, grazie, ci risentiremo. Per scendere dalla mongolfiera è abbastanza semplice, basta aprire il cancelletto. Va bene, grazie, è stato un bel viaggio. Bene, grazie mille. Grazie Bene, mille, passiamo con i proposte. nostri amici che sono passati per di qua per Radio Nostra, io e i Gomma Gommas, con l'ultimo pezzo che hanno preparato, che lo trovate anche sul web, tanto per cantare io e i Gomma Gommas. Ascoltiamoli. È una canzone senza titolo, tanto per cantare, per fare qualche cosa. Canzoni, non è niente di straordinario, è roba del paese nostro. Per fare la vita meno amara, mi sto comprando sta chitarra e quando il sole scende e muore mi sento ancora cantatore, la voce è poca abbandonata, non serve a fare una serenata, ma solamente a far maniera di farmi un sogno a prima sera. Basta la salute, quando c'è la salute c'è tutto. Basta un par di scarpe nuove, poi si dà tutto il mondo. Canzoni belle appassionate, che Roma mia mai ricordate, cantate solo per dispetto, ma con asmaria dentro al petto, io non mi canto a voce piena, ma tutta l'anima è serena, e quando il cielo si
Grazie moltissime. Ecco Zanzan, come vedete è l'ultimo pezzo di Io i Gomma Gommas, che vi invito a vedere la loro pagina Facebook e il loro canale YouTube e vedere i vari filmati che fanno. Complimenti anche a loro. E quindi passiamo al nostro secondo ospite con la nostra mongolfiera. Torniamo indietro e siamo qui di nuovo a casa a Punta Sabbioni. Con noi abbiamo il grande pizzaiolo Giovanni Landi. Buonasera Giovanni. Aspetta il microfono, eccoci qua, ce l'hai acceso. Buonasera a tutti. Buonasera Giovanni, siamo molto onorati di averti con L'onore è noi. tutto mio, grazie per l'invito. Grazie a Giovanni Landi che fa delle pizze per tutti i gusti, possiamo dirlo, per tutti i gusti, dolci, salate, artistiche, di pop, rock. La pizza, diciamo, la interpreto su tutte le sfaccettature. Esatto, perché cioè, che ne so, fai anche le immagini, che ne so, hai una pizza con l'immagine del Papa, adesso la metto. Sì, e la quelli che la pizza, vedono. diciamo che è una versione di pizza, diciamo, per accontentare un po' i bambini. Era, diciamo, uno dei clienti che veniva poco accontentati. Invece noi con la pizza art li accontentiamo, perché la pizza art è anche commestibile. Sì, perché di cosa è formaggio, sugo, è una margherita, sì, in certo. pratica, no? Mm-hmm. Allora, poi ugualmente c'è anche la versione che non è commestibile, che uno si può regalare, diciamo, che ti dà molto visibilità, la dai, diciamo, a un sindaco di un paese, un personaggio importante, e ti dà visibilità. Ma e di che cosa è fatta, scusa, questa pizza qua che ti dà visibilità? È comunque fatta di cose commestibili? Certo, però ugualmente io disegno sulla pizza, sono rintagli su mozzarella, non so se li hai visti. Ne ho intravista qualche volta qualcuna su Facebook. Sono mie, sicuramente. Quindi combini l'arte e mi ha dato tanti risultati. Immagino, perché combini l'arte culinaria con quella artistica, diciamo. Certo. Quindi giusto. La creatività su diversi livelli. Sì. Ok. Però per favore dimmi che non fai la pizza con l'ananas. No, la fa, lui fa varie... Allora, io potrei dire su 700-800 pizze che si fanno d'estate, come fai a dire no a 200 pizze con l'ananas? Ma allora... Ma le chiedono. Certo. Le chiedono. Eppure non abbiamo americani qua. No, ugualmente sono danesi, tedeschi. Ecco. Ugualmente noi dobbiamo accontentare. Noi qua, diciamo, a Banin accontentiamo tutti i palati, tutti i gusti, tutti... No, quello è giusto per il vostro lavoro, sì. Perché se non gliela faccio io qua, se la vanno a prendere un'altra parte. Certo. E quindi conviene prenderli. Allora, abbiamo chiamato Giovanni Landi perché 2 giorni fa c'è stata la giornata mondiale della pizza. Insomma, la pizza ormai è il nostro biglietto da visita, no? verso tutti i paesi come prodotto italiano. Certo, anche nel 2017 la pizza l'UNESCO l'ha inserito nell'arte del pizzaiolo di fare la pizza, è entrato nell'UNESCO ed è una cosa importante per la pizza. Certo. Perché ogni giorno in Italia si fanno milioni e milioni di pizze. E nel resto del mondo miliardi. Sì, però in Italia è una cosa, quando lo straniero arriva in Italia è d'obbligo che entra in una pizzeria e si mangia la pizza. Certo. Diciamo, mantiene l'economia la pizza del paese. No, certamente ha un ruolo, ma enorme anche dal punto di vista culturale, no? Perché
ci rappresenta, credo che si usi la stessa parola in tantissime lingue, questo già la dice Certo. lunga, no? E poi io non ho capito bene qual è il segreto, però quando vai a mangiare la pizza in una pizzeria all'estero, qualche volta confesso l'ho fatto, e dove ci sono italiani che sono quasi sempre di Napoli, Sì. è un'altra cosa. Certo, come infatti il pizzaiolo napoletano non è che pizzaiolo, solo il pizzaiolo napoletano è entrato nel patrimonio dell'UNESCO, culturale dell'UNESCO, immateriale, Certo, perché è entrata l'arte del pizzaiolo, non il pizzaiolo. certo, certo. L'arte, è proprio un'arte, sì. Ecco, tu sei stato anche campione mondiale nel settore pizza napoletana, Sì, nel giusto? 2017 a Las Vegas. Ascolta, Complimenti. e che differenza c'è? Adesso spiegaci un po' la pizza napoletana e la pizza, diciamo, normale. La classica e la napoletana. Ormai ci sono tante interpretazioni di pizze, come c'è la pizza napoletana, c'è la pizza, diciamo, come chiamano a Napoli, a roti carretta, c'è la pizza ormai la contemporanea che sta sostituendo anche un po' la napoletana, diciamo con il cornicione più pronunciato. La differenza fra, diciamo, la pizza classica e la pizza napoletana, che la pizza classica non c'è cornicione, c'è poco cornicione, mentre la pizza napoletana è cotta a una temperatura oltre i 400 gradi, la pizza classica la si cuoce anche ai 350. E questo fa sì che diciamo il bordo si alzi di più? Allora, con le temperature più elevate succede un processo nell'impasto che tutta la carbonica, diciamo l'aria che sta nell'impasto, che è sono tutte bollicine, esplodono a contatto con il calore molto elevato. Esplodendo si dà a gonfiare il cornicione e avvengono quelle alveolature nel cornicione. Che è meraviglioso. Mentre nella pizza classica, se apriamo un cornicione, troviamo la maggior parte tutta mollica. Certo. E nel cornicione ci mettete anche la ricotta. C'è chi fa il cornicione ripieno e ci mettiamo anche la ricotta. Sia mai che si muore di fame. Ascolta, la pizza adesso appunto l'abbiamo vista, si fa in vari modi. Tu ho visto fai anche le pizze dolci con la frutta, che diventa Sì, proprio un dolce, no? Alla fin certo, fine. la pizza dessert ugualmente si viene fatto un impasto un impasto normale, solo che lo andiamo ad aromatizzare come vogliamo. O lo facciamo al cacao, con la menta o al cocco, come vogliamo. Ma sempre con la mozzarella o no? No. Andiamo a sostituire o la Nutella o cioccolata bianca. Quindi è l'impasto che rimane lo stesso? No, ugualmente l'impasto è la procedura quello. è lo stesso, solo che gli aggiungiamo o il cacao dolce o diciamo cocco per dargli, diciamo, un po' di sapore di un dolce. Sì, prodotti di pasticceria, insomma, che così, certo. che così diventa appunto un dolce, insomma, per fine pasto. Dopo aver mangiato la pizza salata si mangia la pizza dolce. Antipasto la pizza, esatto. Poi mangiano la pizza e come dolci diamo anche la pizza. Facciamo un pranzo completo. Esatto, guarda, io metterei la firma, perché il mio piatto principale è la pizza. E senti, adesso ci sono tanti, ha preso piede appunto la pizza con anche queste pizze che ti portano a casa, pizze, i tagli di, come si chiamano, i formati a trancio, le pizze a trancio.
Ci sono certo. differenza, cioè mangiare una pizza in pizzeria e mangiarti la pizza a casa portata col cartone, Sì, no? certo che c'è differenza. Nel momento in cui la pizza viene messa nel cartone, cambia completamente. Un po' il cartone, un Che po' anche il cartone deve essere buono, di buona qualità, perché certo. sennò Quando la pizza viene chiusa nel cartone, c'è quel vapore che te la ammorbidisce tutta, te la fa diventare gommosa. Sei stato molto gentile a dire l'ammorbidisce perché, insomma, effettivamente... No, perché io stavo per dire si ammoscia. Sì, vabbè, bisogna anche essere un po'... Però ho detto che si ammorbidisce, però ho detto anche che poi diventa gommosa. Sì, certo. Purtroppo, vabbè, dai, anche Comunque va comunque, bene, il cartone va bene per chi non sa fare la pizza, dai. certo, no, ma è un Poi servizio. la metti nel cartone e migliora. sì. Va bene, Ascolta, a ma proposito di migliorare, ti volevo chiedere, Giovanni, quali sono le cose importantissime per una buona pizza? Cioè, non so, il tempo, gli ingredienti, Il l'acqua. tempo, io penso che il tempo, su qualsiasi cosa che fai ci vuole del tempo, il suo tempo per fare un buon prodotto, sia sulla pizza, sia in cucina, dappertutto. La prima cosa è il tempo. Poi i prodotti, sicuramente la farina deve essere un'ottima farina, perché ci sono tante farine in giro che non si possono fare la pizza, molto E deve commerciale. essere una Però farina ancora 40 forte. centesimi, 50 centesimi. cioè, Ormai la 00 è arrivato, diciamo, all'ultimo, diciamo, passaggio dove è stato quasi scartato tutto da dentro. Io ho fatto un sacco di farina mio dove non è 00 ma è 0, dove c'è un passaggio in meno. Ecco, anche nelle farine che ho visto hanno anche una gradazione, hanno una sigla numerica, no? Le farine. Sì, le farine, diciamo, hanno, diciamo, le loro composizioni, le loro forze, i loro ingredienti dentro. Sì. Ecco, anche qua penso che no, una pizzeria abbia un valore aggiunto se dimostra, se fa vedere che la loro farina è, Certo che no, che c'ha una certa qualità, la maggior insomma. parte delle pizzerie che espongono la farina che usano perché sanno che è una farina buona e dicono io la devo far sapere che uso una farina buona. Esatto. Sì, se io uso una farina buona e la pago, perché non la devo far vedere? Certo. Alcuni casi non la fanno vedere. Esatto. E qua abbiamo capito. Ma quindi è meglio che sia 0 la farina? Sì, diciamo 0, tipo 1, sono processi, diciamo, viene meno lavorata, una lavorazione in meno. E quindi la qualità è migliore. Certo. Okay. Giusto. Va bene. Ma bisogna anche l'acqua. saperle lavorare le farine. Certo, non ti facciamo concorrenza. No, figurati. Ascolta, l'acqua è importante, ha un ruolo a seconda della zona dove ci troviamo? Anche l'acqua ha il suo ruolo, però deve essere il pizzaiolo a capire dove deve agire per tamponare, diciamo, perché l'acqua c'è l'acqua più pesante, l'acqua diciamo più, diciamo, con un pH molto elevato, e il pizzaiolo deve capire dove aggiustare, diciamo, il problema. Certo, però l'acqua di Napoli sicuramente è giustissima per la pizza. Certo, ma anche qua io non mi trovo male. Bene, siamo molto contenti. Beh, abbiamo una buona acqua qua, proviene, Certo. proviene dalle sorgenti di una nota acqua minerale che comincia con San e finisce con Benedetto.
E cosa volevo dirti? Allora, un segreto per fare la pizza in casa, perché la pizza in casa non abbiamo il forno come c'è in pizzeria. Certo. E quindi dici un segreto, un passaggio in Io cui penso magari che per fare una buona pizza a casa è meglio bisogna venire da avere Vanì a mangiarla. anche una buona idratazione. Mm. In che senso? L'idratazione di un impasto è che va aggiunta più acqua alla farina. Ok. Significa su 1 litro di acqua, di solito alcuni pizzaioli fanno la pizza e gli mettono il 60%, 600 grammi di acqua, mentre per fare una buona pizza bisogna partire dal 68 a salire su, 680 grammi. E per fare una buona pizza a casa un 700 grammi è idoneo. Più acqua c'è nell'impasto, più buona è la pizza. Sì, questo devo dire bene. l'ho anche sperimentato, ecco. Sì? E per il discorso dei lieviti? I lieviti Vanno in bene? base, diciamo, ugualmente al caldo, al freddo. Vabbè, ormai non si valuta più se è il freddo fuori, perché ormai le temperature, diciamo, all'interno sono quasi tutti simili e si deve impastare, diciamo, il giorno prima per il giorno dopo. Metti quei 2 grammi di lievito per chilo e 2 per me grammi. da sola la pasta. Ah, hai capito. Cioè, quindi se la lasci lievitare più tempo si può usare meno lievito e quindi diventa più Certo. digeribile. Capite la furbizia. Bene, grazie, faremo tesoro. Giovanni, scusa già. No, niente, no, io No, stavo volevo pensando, chiedere io ho un che- test per vedere se una pizza è buona. Se Eh? mi rimane una pizza e la mangio il giorno dopo, se è buona anche il giorno dopo senza scaldarla, è una buona pizza. È più buona. È buona. E quindi perché tante volte trovi la pizza, con me capita poco perché la finisco subito da mangiare, ma quando capita il giorno dopo e senti la differenza, quella che tira di più, quella che Certo, tira ma meno, ormai no? si va nelle pizzerie che già le persone hanno fame. Non se ne accorgono se la pizza è buona o non è buona, No. poi se ne accorgono di notte. Esatto, bravo. Quando ti fa sete, che devi alzarti, bere, oppure... no? Quando si ha fame è tutto buono. Sì. No, io invece volevo chiedere a Giovanni se ha qualche progetto così a breve scadenza e anche se magari ha voglia di insegnare a tutti noi a fare la pizza, se ha intenzione di tenere qualche corsetto e anche se ha intenzione di andare da qualche parte nel mondo, visto che per adesso a Cavallino siamo in pochi. Siamo in pochi? Per ora, ancora 2 mesi di calma. Sì, dai. Sì, devo andare a fare dei corsi a Roma, in Calabria, a Dubai. Quindi anche a Dubai va molto la pizza. Certo, come infatti devo portare la pizza a Dubai. Beh sì, certo. Quella sarà una cosa, credo, che lascerà il segno. Certo. Ma ci sono tante pizzerie a Dubai? Sì. Ce ne sono. La maggior parte tutti napoletani. Ecco. Devo dire che riescono a fare un prodotto meraviglioso anche in giro per il mondo, veramente. Sì. Esce un buon prodotto dappertutto, in giro per il mondo. Ma la pizza si mangia buona anche in Germania, chi se la sa fare, come in Austria, come... In Inghilterra. Sì, dove? Se la sanno fare buona. Ugualmente facevo una buona pizza. Mo non c'entra niente l'acqua, la farina che ha subito un viaggio, no. Certo. Dipende chi impasta. Certo. Va bene, Giovanni, grazie per questa. Mi voglia di mangiare una pizza adesso. Stavo per dire, chissà quante vieni da persone... Marina, te la faccio adesso.
Tutti quelli che stanno Esatto. ascoltando, secondo me, hanno l'acquolina in bocca, vabbè. Allora, per trovare Giovanni d'estate lo trovate in pizzeria Vanina a Punta Sabbioni, d'inverno, come avete sentito, gira un po' per il mondo e quindi seguitelo. Lui ha la sua pagina Facebook e ha la scuola anche di pizza, no? Una pagina, un sito internet, giusto? www.scuoladipizzalandi.com. Ecco, esatto, e quindi seguitelo e vedete delle pizze straordinarie. E ci ha promesso anche un corso anche qui a Cavallino, Bene. quindi, per chi avesse voglia di imparare qualche A segreto. marzo, dai. Ok, Va bene. perfetto, va bene. Grazie mille Giovanni, grazie, buona serata. Grazie a voi, buona serata. Grazie, buone pizze. Ciao. Vabbè, grazie. Smile di Fabio Garante, avete sentito la chitarra di Fabio e Fabio è con noi ospite al nostro programma. Fabio Garante è con noi a Radio Nostra. Ciao Fabio. Ciao a tutti e grazie dell'ospitalità. La nostra... Benvenuti, benvenuto. Abbiamo svolazzato velocemente con la nostra mega mongolfiera fino ad Argenta. Sì, beh, da Punta Sabbioni non è tanto distante in linea d'aria, abbiamo fatto prestino, cioè, il vento di Bora anche che ci ha spinto un pochino e quindi... anche la nebbia. Sì, ma sì, quando siamo atterrati c'era un po' di nebbia, sì. Ascolta, allora, Fabio Garante, chitarrista, musicista, a tutto tondo, no? Sì. E quando solo la chitarra o hai anche altri strumenti che ti suono diletti? Chitarra, basso, anche live, un po' il pianoforte, ma diciamo che per me stesso nei miei dischi, e poi basta, dai, direi che sono sufficienti.
Allora, Fabio è uscito con l'ultimo CD, Freedom, dove c'è tutta una serie di brani fatti con la chitarra, no, con tutti musicali. Eccolo qua, adesso sto mettendo anche il tuo CD. Quindi per acquistarlo online, vabbè, basta andare su tutti i digital stores che è dappertutto. Se invece uno vuole la copia fisica alla vecchia, insomma, perché noi siamo alla vecchia, esatto. io sono alla vecchia, invece basta scrivermi una mail e lo invio dappertutto, cioè, sì, privatamente, diciamo. Sì, Questa, esatto. c'ho la copia fisica qua, non so dove sia la telecamera. Ecco. Sì, ma la vediamo solo noi. Ah, perfetto. Vabbè, però sai. Certo. Ascolta la tua mail, che così chi ci La mia mail è ascolta. strana perché è una mail da quando è sì. particolare, comunque skoda2606@hotmail.it, oppure mi possono scrivere messaggi privati dappertutto. Vabbè, insomma, basta scrivere a Fabio Galante e viene fuori, esatto. Skoda, perché avevi una Skoda? Questa è una domanda che mi fanno tutti, ma è una storia molto lunga, cioè non sarei qua. Quanto tempo abbiamo? Ne abbiamo, guarda, la nostra mongolfiera va via da sola, quindi non ha bisogno di carburante, quindi possiamo muoverci quando vogliamo. Ascolta, Fabio Galante è anche il chitarrista del gruppo che accompagna Bobby Solo. Sì, esatto, sì. Esatto. Quando ci fanno suonare, adesso suoniamo, abbiamo fatto un sacco di concerti nei mesi scorsi, poi a gennaio per forza maggiore ci siamo fermati. Però devo dire che nonostante il periodo e nonostante il casino abbiamo suonato veramente parecchio. Dai, è andata abbastanza bene, insomma, allora. Sì, Visto la situazione, insomma, che... Sì, no, abbiamo girato veramente tanto, ho fatto una marea di chilometri e dai, ce l'abbiamo fatta in qualche modo. E suonare con Bobby Solo com'è? Lui è simpatico? Sì, simpaticissimo, è un po' impegnativo. No, vabbè, che nel senso che uno, perché magari si vede la facciata, no, sul palco, ma dietro c'è un lavoro, insomma, non da poco, poi ci sono tutti i viaggi, c'è sempre si dorme niente, così poi i concerti sono, in realtà, uno che ascolta, che pensa a Bobby Solo, pensa alla lacrima sul viso, ad esempio. Confermo. E quindi, però in realtà è un concerto rock and roll, perché ovviamente lui è l'Elvis italiano, no? Quindi si fa molto rock and roll, blues, jazz, un po' di tutto. Quindi in realtà chi viene a un concerto delle volte rimane anche sbalordito, perché essendo stato così tanto famoso per quella canzone lì, la gente non si aspetta un concerto così rock, così carico, così blues. Cioè, in realtà i pezzi, quelli famosi, sono veramente... cioè quelli ovviamente bisogna farli perché sennò ci arrestano. Però in realtà tutto il resto del concerto c'è proprio tutta un'altra cosa, capito? Ascolta, parliamo dopo di Bobby Solo, adesso metterei Freedom, altro tuo brano del tuo ultimo disco.
Freedom di Fabio Garante, e avete ascoltato la sua chitarra, adesso sentite la sua voce perché è qui con noi. Ciao Fabio, eccoci qua. Ciao, è molto meglio la chitarra. Allora, ci siamo fermati un attimino con Bobby Solo, che poi ho scoperto il nome di Bobby Solo deriva da un errore della segretaria della Ricordi, che il manager... Io queste storie le ho ascoltate tante di quelle volte vabbè, ma io non la so. Vedi, lei non la so, dai, raccontala. Allora, la racconto, ma spero di ricordarmi bene, perché dopo un po' ho capito, siccome sono l'ardistino, elimino un po' di... Allora, praticamente, adesso esattamente non mi ricordo, comunque dovevano dare un nome d'arte perché praticamente il padre di Bobby non voleva, perché all'inizio non era un po' molto d'accordo su questa carriera musicale, e niente, decisero tipo... Sì, allora il papà era un colonnello dell'aviazione, pluridecorato, e non voleva che il suo nome andasse con il rock and roll. No? Comunque decisero il nome Bobby, poi la segretaria disse Solo, e lui disse sì, e lei scrisse Bobby Solo. È bellissima. È vero, è bellissima come storia, tu la saprai. Sì, io ne so tante che alcune non si possono raccontare. E sono naturalmente quelle che noi vorremmo sentire di più, ma vabbè, insomma. Ce ne sono anche tante raccontabili, dai. Ascolta, allora si parlava un po' del panorama musicale del ferrarese, che insomma tu poco lo segui perché sei un po' in giro per l'Italia, in giro per l'Europa, no? Sì. Beh, adesso io sono sempre in giro, però qui in zona c'è poco, diciamo che Ferrara non è... Ci sono tanti musicisti, ma non c'è molto giro. Difatti, diciamo che il minimo per fare un concerto sono 3 ore di macchina ormai per me. Quindi, poi a Ferrara mi è capitato, ad esempio, aveva fatto ad esempio anche un matrimonio, ma quello non c'entra niente con la scena musicale. Certo, e quindi con il gruppo e con Bobby Solo andate a suonare in giro teatri, locali, dappertutto, no? Cioè è abbastanza... Sì. È molto rock and roll, Bobby. Sì, esatto, in effetti tu dicevi che la gente non si aspetta, cioè stavamo parlando appunto che si aspetta le solite canzoni, ma Bobby Solo, insomma, da rockettaro che è, insomma, credo che abbia una certa forza sul palco non da poco, no? Sì, è sempre veramente... È un concerto tutto tondo, con tutti i generi, cioè veramente, se lui a casa gli viene in mente un pezzo e se lo studio lo facciamo. La scaletta non esiste, lì c'è l'ascensore, dice lui. Qui via l'ascensore. Ecco un altro aneddoto. E quindi, però, vabbè, si va da molto rock and roll, molto blues, molto anche jazz, se vogliamo, tipo, non so, Summertime mi viene in mente, certo. Molto country. E poi ovviamente i pezzi suoi che comunque sono riarrangiati perché è tutto dal vivo, quindi cioè, in base, magari il pezzo è sempre quello, però in base a lui come gli gira a parte, e poi l'arrangiamento si fa così, cioè lì. Sì, quando esatto, capisci là e via, suoni e canti, perciò ogni spettacolo è sempre diverso dall'altro, insomma non è che vai a vedere sempre lo stesso spettacolo. Sì, è bello da un lato, dall'altro un po', se uno l'ansia, insomma. Dopo 2 ore sei distrutto, sì, immagino. Cioè non puoi perdere un secondo di attenzione. No, lì proprio no. Cioè veramente, anche perché magari cambia anche lo stesso pezzo, cioè magari te lo suoni in maniera completamente diversa, quindi... Oppure, che ne so... Sì, cioè poi magari devi farla solo, però non si sa da solo, perché insieme che in quel momento lo stai facendo lì, cioè può essere che dura 2 giri, ma cioè, se si gira e mi fa così devo farlo solo. E qua viene fuori il musicista, insomma, no? Sì, no, è bellissimo, bellissimo. Esatto. E quindi non è, cioè, sei sempre attivo perché non sai mai cosa ti capita, cosa ti aspetta. Esatto. Infatti soffro d'ansia, infatti. Sì. E dicevi appunto che il tuo disco, che Freedom, che adesso metto la copertina, eccola qua, l'hai registrato in studio con altri 2 musicisti.
Sì, allora è stato registrato a distanza, in realtà io ho registrato le mie parti, cioè le mie parti, in realtà ho creato proprio il pezzo, quindi ho registrato un po' tutto, quindi il pezzo c'era già. Però diciamo che per batteria e basso ho deciso di farlo fare a qualcun altro, perché comunque poi è anche bello avere, diciamo, altri musicisti, perché comunque ti arricchiscono il pezzo e soprattutto ti danno anche delle idee, perché magari c'erano ad esempio dei pezzi che non sapevo neanche se farli uscire, perché però magari col basso, quello fatto così o con la batteria fatta colà, mi piaceva molto di più, quindi ho deciso di farli uscire. A parte che c'ho una marea di pezzi che potrei fare 700 dischi, però sono idee. E niente, questi dischi nascono cioè sono progetti solisti e nascono praticamente, vabbè, io registro anche per altri così, però ogni tanto mi piace tenermi qualcosa per me. E niente, sono idee musicali che sviluppo, oppure sono proprio pezzi anche di pancia, cioè ad esempio Freedom, sono quei pezzi che non so dirti da dove arriva, però lo sento, cioè sento qualcosa dentro, so che deve uscire qualcosa, quindi comincio a sentirlo per un po' di giorni, poi mi metto lì con la chitarra ed esce Freedom, faccio un esempio. È come partorire. È un processo creativo, sì, nel senso più... Sono alcuni brani che mi viene in mente solo un pezzettino e poi dopo devo svilupparli e sono molto più difficili. Certo. E invece arrivano da dentro, diciamo, quelli dell'anima. Bello. Ascolta, tu hai iniziato a suonare da sempre, da piccolo, con la chitarra. Quando è che ti hanno regalato la chitarra? La chitarra ce l'ho sempre avuta, adesso non mi ricordo esattamente quando. Ma però in realtà ho cominciato tardi, perché prima giocavo a calcio, cioè tardi insomma, prima giocavo a calcio, però poi ero anche bravo abbastanza, so che questa cosa, il calcio e la musica non è che vadano tanto d'accordo, però non è colpa mia, però la musica, io già a 8 anni ascoltavo i Queen, e quindi niente, avevo già questi ascolti qua, e poi niente, dopo praticamente ho visto Brian May, che è il chitarrista dei Queen. Siccome ho smesso di giocare a calcio perché mi sono rotto 780 ossa, e ho deciso, però non ho deciso di fare così per hobby, cioè ho detto ok, adesso, io non faccio le cose per fare, quindi una volta che ho deciso sapevo già che la tua strada. Esatto, poi magari non ci riuscivo, chi lo sa. E poi dopo niente, sono andato a lezione, poi ho fatto il conservatorio, ho fatto l'MMI, che è una scuola prestigiosa italiana, insomma, eccetera, eccetera, vari corsi così, e poi adesso faccio dei lavori, insegno, giro dappertutto quando ci fanno girare, e questo comunque sì, ho cominciato in realtà poco prima di avere la patente, però mi sono fatto, diciamo, mi faccio un mazzo, non si può dire in diretta esattamente cosa mi faccio. Non siamo in fascia fuori dalla fascia protetta, i bambini sono già a letto. I bambini non ci ascoltano, non preoccuparti. Parlavo proprio oggi con un allievo che il problema non è tanto perché quello che uno vuole fare, no? Perché vedi, ad esempio, il chitarrista dice che figata, però per fare quello ti devi fare, capito, come dicevamo prima, quindi il problema non è neanche tanto il talento, è proprio la testa che deve, diciamo, è difficile proprio di testa. Certo. E tu insegni chitarra? Insegno chitarra, esatto, in varie scuole, e così poi faccio dischi, suono, di solito parecchio, adesso, in questo momento no. Quindi non ti annoi, ok? No, quello no. Tribolo abbastanza, sì. Ascolta, ma ti posso chiedere se hai qualche musa ispiratrice che ti ha... Beh, prima citavi appunto Brian May, così, ma qualche artista internazionale o italiano che ti ispira? Allora, Brian May è stata la prima folgorazione, e fin lì, vabbè. Dopo però ho scoperto, che non so se lo conoscete perché magari non ascoltate, Slash dei Guns N' Roses. I Guns N' Roses hanno un loro... Io sono stato folgorato. L'unico problema sono i capelli, che non riesco a averli come lui. Però sono rimasto, cioè, da lì in poi veramente è stata una folgorazione, tuttora, sono proprio innamorato. Diciamo che io suono di tutto, ma quindi c'è dal jazz all'heavy metal, facciamo un esempio, tranne, vabbè, un po' anche di musica classica, ma non è proprio il mio campo. Però devo dire che lui, anche se suono jazz, qualcosa di lui mi esce, cioè è inutile. È proprio come mi piace, alla vecchia, insomma, come mi piace suonare.
Va bene, Fabio, ascolta, grazie per questa chiacchierata e niente, seguitelo, comprate il disco CD Freedom o nelle piattaforme oppure gli scrivete e lui vi manda il CD, che è sempre bello però avere il CD che non i Molto file, bello, no? sì, sì, sì. Esatto. Assolutamente. E niente, in bocca al lupo per tutto il resto, salutaci Bobby Solo e niente, magari ci sentiamo un po' più avanti, magari Sei su quest'estate. qualche social network? Sì, così su per tutti. cercarti? Su tutti? Instagram, qui cosa c'è ancora? Vabbè, tutti. Tutti, Quelli che sono- anche Twitter, sei anche su Twitter. No, Twitter Ecco, no, vedi? Twitter no. Noi siamo anche su Twitter. Io non so neanche se esiste ancora Twitter. Sì, sì. Sì, esiste e viene anche usato parecchio, ma di solito più Ah, no, credo aspetta, per... ci sono per esserci, ci sono, però non so più come far entrare. Ecco. Esatto. Va bene. Va bene. Adesso Bocca al lupo. sì, ti salutiamo e ascoltiamo Tomorrow e niente, in bocca al lupo e grazie per averci accolto nella tua Argento e Ferrara. Adesso noi ripartiamo con la mongolfiera, lasciamo tutto pulito e ce ne andiamo. Va bene? Okay. Grazie mille. Ciao. Grazie, ciao. Ok.
Esatto, è finito Tomorrow, domani è finito, è finita anche la trasmissione, no, Rossella? È finita la trasmissione, È abbiamo finita. avuto una serata piacevole, Sì, certo. culinaria, Sì. e almeno ci consoliamo così con l'arte e con la musica. Questa Sì, serata abbiamo è avuto stata un po'. tra arte figurativa, cultura, arte Esatto. nella pizza e arte nella musica. Quindi Esatto, una serata artistica. Aspetta, all'insegna della creatività. Ecco. Esatto. E 12ª puntata. A proposito anche di musica, ricordo che venerdì ci sarà la playlist di Nota sulle note di Lorella Turchetto Micheli, che è tutta dedicata alla musica country, visto che prima ne parlava anche Fabio. Ecco, sì. E quindi c'è tutta un'oretta di musica country che Lorella ha preso dei brani più significativi di questo genere qua. Potete trovare anche tutto il resto delle varie playlist sul sito di Radio Nostra, c'è tutta una pagina dedicata a Note sulle note, e quindi là ci sono 15 playlist che potete ascoltare. Sempre tematiche, giusto? Sempre tematiche, sì. Oltretutto, appunto, nei vari canali, come diceva anche Fabio, tutti i canali podcast che ci possono essere, e i più grossi, insomma, potete vederlo, oltre appunto su YouTube, Spotify, Anchor Podcast, Google Podcast e via dicendo. Scrivete Radio Nostra e saltiamo fuori dappertutto. Radio Nostra è il giro del mondo in 90 giorni. Per il giro del mondo in 80 giorni, per sentire, sentire anche tutti i 2 anni e più, no, del giro della nostra mongolfiera, che non si è ancora bucata. No, in tutti questi 2 anni non si è ancora bucata e svolazza in giro per il mondo. Prossima, vorrei ricordare dimmi. velocemente la scuola di musica, che è partita alla grandissima, ma che ha ancora le iscrizioni aperte per chi volesse scegliere uno dei tantissimi strumenti che sono offerti. Strumenti e anche il canto. Abbiamo proprio oggi si è iscritta una ragazza per il canto, e quindi potete iscrivervi per quello che più vi piace nel campo musicale. E abbiamo detto tutto per questa serata. No, naturalmente, però adesso ci fermiamo. e continueremo a mercoledì prossimo. A mercoledì prossimo per la nuova puntata, e a quando volete per le puntate, compresa questa, da domani in streaming su tutte le piattaforme. Esatto. Bene, mandiamo la sigla finale suonata da City Bandland. Ecco, da qualche parte, abbassiamo un attimino, eccolo qua. E quindi a mercoledì prossimo. A mercoledì prossimo, grazie a tutti. Bene, ciao a tutti. Can't you see I'm not good without you? Take my lips, I never use them. Take my arms, I want to lose them. Your goodbye left me with eyes that cry. How can I go on, dear, without you? You took the part that once was my heart. So baby, take hold of me.
Avete ascoltato Il Giro del Mondo in 80 giorni, seconda serie. A cura di Radio Nostra. Scritto e condotto da Rossella e Gianluigi. Una produzione dell'associazione La Rete. Musica della sigla finale di CT Band. Il programma lo puoi seguire su YouTube, Spotify, Anchor Podcast, Google Podcast, sui social Facebook e Twitter. E sul sito www.radionostra.gindopri.com. A mercoledì prossimo.